Stiamo parlando sempre della situazione sanità, area focus del veneziano, dottoressa dell'Ires. Rinuncia quindi al servizio che è emerso dalla ricerca, se questo diventa difficile da ottenere in qualche modo, no? Questa è la risposta. All'interno della ricerca abbiamo rilevato questo aspetto, che è uno degli esiti di quello che può essere una difficoltà di accedere appunto ai servizi sanitari. Circa il 15%, come abbiamo già detto, appunto, ha dichiarato di aver rinunciato ai servizi qualche volta. E questo ci preoccupa perché è importante, soprattutto quando ci sono delle condizioni particolarmente critiche di salute, e lo abbiamo rilevato in alcuni casi, in alcuni dei nostri utenti che ci dicevano appunto di non avere delle buone condizioni di salute, ma altresì hanno dichiarato di aver rinunciato qualche volta ai servizi sanitari. Questo è un aspetto veramente che emerge non soltanto a livello della città di Venezia, ma anche a livello nazionale. Alcuni anni fa già appunto l'Istituto Superiore di Sanità aveva fatto indagini di questo tipo, passi d'argento, proprio per verificare qual era l'accessibilità, e i casi di rinuncia ci sono. È un aspetto molto importante e fondamentale. Si rinuncia e soprattutto quando si tratta degli accessi ad esempio al medico di medicina generale, per alcuni bisogni di salute si va per esempio dal farmacista, che rappresenta... Infatti vediamo sostituti al servizio, farmacista abbiamo una percentuale... Il 49% nel centro storico, il 58% nel estuario. Quindi si va dal farmacista e lo si va generalmente nei territori in cui sono meno diffuse le strutture sanitarie, in cui ci sono condizioni di accessibilità ai servizi più difficili, quindi questo è un aspetto molto importante. Pochi però vanno al pronto soccorso e anche pochissimi alla guardia medica? Sì, cioè vediamo qua la terzultima, guardia medica. Io pensavo che tanti, medico di medicina generale, guardia medica, poteva essere immediato il passaggio, e invece tutto sommato, vabbè che ce n'è poca anche, comunque tutto sommato pochi. Comunque, molti si curano da soli. E tanti, diversi appunto si curano da soli. Questo è un aspetto che abbiamo evidenziato più rilevante negli intervistati appunto maschi, e uniformemente distribuiti, direi, in base all'età, non i particolarmente anziani appunto, ma distribuiti uniformemente, con un livello di studio appunto medio e con una condizione socio-economica nella media. Tutte variabili che sono importanti anche per definire quello che è il profilo appunto di questo utente che può rinunciare anche ai servizi sanitari. Questo è un aspetto fondamentale. Voi avete tratto anche delle conclusioni o le ha tratte il sindacato? Quindi sostanzialmente che implicazioni finali ci sono? Le implicazioni finali sono naturalmente cercare sempre di monitorare questi aspetti, perché quando appunto si decide anche e lo si decide all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, qual è la localizzazione migliore delle strutture, delle nuove strutture appunto che si prevede di attivare, si parla più di una distribuzione baricentrica di queste strutture. In realtà ci sono aspetti molto importanti che sono proprio relativi anche ai bisogni del territorio, ai bisogni delle persone che ci abitano, e quindi una frase che mi piace citare perché ha chiuso anche un pochino questo nostro rapporto è che la distanza sia importante, ma l'accessibilità è un concetto molto più complesso, che non si esaurisce solo nella distanza, ma coinvolge quella che è la dimensione personale, soggettiva e di bisogno di coloro che questa città la vivono e la attraversano. Segretario, allora, che cosa ne viene fuori sostanzialmente? Tutto sommato però non mi sembra che venga fuori una sanità così a pezzi. Nella percezione naturalmente del cittadino, perché dopo magari... ma infatti l'ho messo in premessa, cioè l'analisi è un'analisi oggettiva, tra l'altro bisogna tenere presente che l'analisi si è svolta in un tempo abbastanza lungo, cioè nel senso che, lo diceva prima Barbara,
noi quando abbiamo registrato la carenza di 8 zone carenti di medici, poi abbiamo fatto un'azione sindacale per diciamo, denunciando questa situazione. L'USL è intervenuta, poi è intervenuta con una modalità che a noi ci ha lasciato perplessi. Tra l'altro bisognerebbe dire che recentemente ci sono anche delle ricadute negative, perché non tutti quei medici che hanno dato disponibilità o che hanno poi insomma coperte confermano il posto, perché poi c'è anche questo dato, cioè le difficoltà sono reali, ripeto, anche per i dipendenti, per il personale che è chiamato ad operare in una città così complessa. Noi comunque registriamo che, non lo scopriamo adesso, il Veneto non è paragonabile ad altre regioni, no? Nelle statistiche nazionali è sempre collocato in una posizione non proprio catastrofica, però dobbiamo registrare che c'è una tendenza al peggioramento molto, molto forte. Le liste d'attesa continuano ad essere molto pesanti, interventi, la carenza del personale, perché tra l'altro il personale, ricordiamoci che è una situazione che non si può, la mancata programmazione delle amministrazioni precedenti ha fatto sì, sia a livello locale che a livello nazionale. Oggi siamo in presenza che ci rubiamo gli specialisti da un posto all'altro, perché abbiamo fatto il decreto, spostiamo gli infermieri dalle residenze per anziani all'USL. Sì, peccato che le residenze per anziani adesso sono sguarnite loro di queste strutture, peraltro aumentano le quote. Bisogna ricordarsi che in provincia di Venezia oltre il 75% delle residenze è privato, e sono investimenti privati che aumentano le rette. Oggi una retta passa da 2.500 euro al mese a 3.000-3.500 euro al mese. Quante famiglie possono permettersi oggi una retta di una struttura di questo tipo? Tenendo presente che poi abbiamo una critica iniziale, cioè aver chiuso per esempio le lungodegenze nelle strutture ospedaliere, hanno spostato quelle persone con difficoltà e patologie gravi verso le RSA. Certo, ma vuol dire anche lì da una prestazione sostanzialmente erogata dal sistema pubblico a prestazioni che sono a pagamento, perché poi nelle RSA la struttura è a pagamento. Noi comunque collochiamo sempre queste nostre iniziative nell'ambito anche di un'iniziativa vertenziale. Noi stiamo approfondendo la situazione della sanità di Chioggia, Cavarzere, Cona, nella sua specificità, perché ripeto, il posto conta anche per questa realtà. Nel Mirese, perché il riassetto nella Riviera del Brenta e nel Miranese a Spinea abbiamo una situazione di frantumazione dei poli ospedalieri, una suddivisione dei servizi. Anche lì abbiamo già fatto un focus gruppo con i sindaci, un'iniziativa, perché poi qui entrano in campo i sindaci con le loro strutture, perché i sindaci per molto tempo, mi permetto di dire, sono stati abbastanza disattenti a queste problematiche. La criticità continua ed è diffusa sul territorio. Noi proponiamo anche iniziative di mobilitazione perché ci siano delle risposte strutturali a questi bisogni sociosanitari. Certo, il campo è vastissimo. Però intanto è importante anche sottolinearli. E chiediamo alla Regione interventi strutturali. Noi abbiamo chiesto, per esempio, di aumentare le risorse destinate alla sanità pubblica. La Regione finora non ha, noi abbiamo chiesto per esempio di mettere anche un'IRPEF regionale destinata specificatamente alla sanità
per affrontare i temi strutturali del sistema sanitario regionale e anche veneziano ovviamente, e finora ci è stato detto di no. Questa cosa si traduce? Nel fatto che registriamo che anche da noi cominciano ad avere problemi molto importanti. Guardi, noi riceviamo, non dico quotidianamente, ma molto spesso, richieste di persone, di nostri iscritti che stanno in altre regioni per venirsi a curare da noi. Sì, certo. Io li avverto, dico, guardate che non è più come una volta, perché però d'altre parti è peggio. Il sistema è, però su alcune specialità ci sono ancora, perché poi è tutto un meccanismo, noi registriamo, poi si è messo anche il governo che ha fatto un decreto sulla previdenza dei dipendenti pubblici di questi lavoratori qua, che li penalizza, e quindi li hanno spinti ad uscire dal sistema per andare nel privato, e questa cosa qua è, come dire, un ulteriore aggravamento di una situazione che già di per sé grave, la carenza di medici e di infermieri è una cosa... Su questo dedicheremo un capitolo, guardi, perché poi tra l'altro questa ricerca è stata commissionata dallo SPI CGL Venezia, Funzione Pubblica CGL Venezia. Io vi ringrazio, il tempo è volato, siamo giunti al termine. Grazie Daniele Tronco di essere stato qui con noi, Barbara Bonvento, ricercatrice IRES del Veneto. Grazie a voi telespettatori di averci seguito, poi naturalmente rivedete la puntata sul web e ci saranno altri approfondimenti, altre situazioni, poi magari avremo sempre protagonisti altri territori. Buon proseguimento, grazie.